una 3 giorni che ha riscosso parecchio successo negli anni passati, che anche quest'anno per via della prevenzione cardio-cerebrovascolare sicuramente lo sta riscuotendo. Assolutamente sì, è un motivo di orgoglio per l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento avere questo appuntamento annuale che scandisce l'importanza della prevenzione, che è un compito fondamentale delle aziende sanitarie provinciali, cioè quello di portare fra la gente un concetto che bisogna eliminare o perlomeno contenere i fattori di rischio e i fattori di estensione delle malattie cardiovascolari, e bisogna anche aggredire i primi sintomi quando la malattia già purtroppo è andata oltre il primo livello di prevenzione, che è quello propriamente detto, e siamo al secondo, cioè con i sintomi e segni clinici, per impedire che si arrivi al terzo, cioè alle complicanze. Ecco, questo è particolarmente importante nelle malattie cardiovascolari. Ricordiamo che sono la prima causa di morte, oltre il 50% delle cause di morte nei paesi civilizzati in Europa, che impegnano in Europa circa 200 miliardi di euro, quindi anche l'impatto medico-sociale ed economico nei confronti della comunità è rilevantissimo. E ricordiamoci che prevenire l'infarto significa anche prevenire l'ictus, ma significa prevenire le arteriopatie periferiche. Questo è il 4º anno in cui diamo la possibilità a tutti i cittadini di venire a fare uno screening cardiovascolare gratuito in Piazza Cavour, elettrocardiogramma, visita cardiologica, con la possibilità anche del dosaggio della colesterolemia e della glicemia saranno i passi fondamentali di questo screening. Sappiamo bene l'importanza della prevenzione cardiovascolare, per questo ci impegniamo con queste 3 giornate, saranno venerdì, sabato e domenica. La prevenzione cardiovascolare è il primo passo per poter prevenire le patologie cerebro e cardiovascolari, che risultano essere, ricordiamo, la principale causa di morte nei paesi occidentali. Qual è la situazione ad Agrigento, voi che dirigete il reparto cardiologica della nostra provincia? Beh, guardi, noi quello che riscontriamo effettivamente sono un numero di ricoveri sempre particolarmente elevato per quello che è il nostro territorio. Questo perché probabilmente ancora la prevenzione cardiovascolare non si è riusciti a inculcarla nella maniera corretta, e lì si dovrebbe fare un lavoro importante a partire dalle scuole, capire che alcune abitudini voluttuarie, quale il fumo, quale un'alimentazione scorretta, conducono poi alla lunga a patologie che interessano l'apparato cardiocircolatorio e quindi il cuore, ma anche ovviamente il cervello, ed è questo il senso di uno screening cardio-cerebrovascolare che faremo in queste giornate. E i ragazzi vengono coinvolti? Allora, i ragazzi delle scuole in questa occasione no, perché questa è una valutazione, una prevenzione cardiovascolare destinata agli adulti, ovviamente possono venire anche i ragazzi, ma è proprio la ricerca di eventuali patologie già presenti che ovviamente i pazienti non sanno di avere e che quindi li espongono ad alto rischio. Diverso è il caso invece di una prevenzione cardiovascolare che dovrebbe essere fatta nelle scuole e che ci auguriamo di poterla fare nei prossimi mesi, nel tempo a venire, questo proprio per imparare un corretto stile di vita, un allontanamento da quelle che sono le condizioni che poi predispongono alle malattie cardiovascolari, ed è un lavoro che quello sì va fatto nei ragazzi. Quindi un invito a chi ci vede, a tutti gli agrigentini, a venire in Piazza Cavour. Sì, assolutamente, vi invitiamo a partecipare numerosi, come anche nelle scorse edizioni abbiamo avuto un trend in crescita importante,